Adesso c'è anche una sentenza che dichiara infondate le accuse a Marco Zennaro. Ieri era pronto per essere scarcerato, ma è arrivato un nuovo capo d'accusa o un ricorso, non si è ben capito, ed è stato riaccompagnato in cella. È sempre più evidente che siamo in presenza non di una semplice disputa commerciale, come vorrebbero far credere i generali in Sudan, bensì di un vero e proprio, a questo punto devo dire, sequestro di persona, che chiama in causa anche il rispetto dei diritti umani. Noi non possiamo accettarlo che un nostro connazionale, un nostro concittadino, un imprenditore veneziano sia detenuto da 2 mesi ingiustamente e in condizioni disumane. Che dettagli avete sulle condizioni disumane di cui si diceva della sua detenzione? È in un commissariato, in una cella con 30 detenuti, dorme per terra, ha un solo servizio igienico per tutti, quindi questo mi sembra sufficiente per dare l'idea. Da 2 mesi vive in condizioni a 45 gradi, una temperatura insopportabile, quindi è davvero al limite. Che altro tipo di pressioni dunque può essere esercitata in queste ore? Beh, certo che l'azione diplomatica è l'unica strada che possiamo perseguire e, come dicevo, il governo e l'ambasciata sono al lavoro 24 ore su 24. La vice ministra Sereni ha parlato con la sua omologa proprio ieri, che aveva dimostrato disponibilità, poi però servono i fatti e quindi dobbiamo ottenere e rivendicare la libertà per Marco.